Buonasera. Buonasera, buonasera, grazie. Buonasera. Grazie, 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 grazie. È un piacere veramente ritrovarvi dopo 4 anni e ritrovarvi in un posto così straordinario come questo splendido, meraviglioso castello di Nelson. Quale inizio poteva essere migliore di questo qua? E vi ringrazio di essere intervenuti così copiosamente, ringrazio anche tutte le migliaia, mi auguro, di persone che sono in casa e che questa sera assieme a me fremeranno per questa 9ª edizione del Festival della Canzone Siciliana. Io vi sto a parlare da una stupenda scenografia, opera del maestro Francesco Contraffatto. Vi pregherei di tributare un caloroso applauso per questa esedra creata da Francesco Contraffatto. Scenografia che noi ci porteremo dietro per tutte e 13 le puntate, perché come ha detto Salvo La Rosa in apertura di trasmissione, praticamente ha detto lui, io non posso più dire niente, questo festival per la prima volta esce fuori da uno studio vero e proprio e si lancia in una tournée estiva. Toccheremo 13 splendide città siciliane, incontreremo 13 popolazioni diverse, per cui faremo un bagno di folla. Naturalmente tutto questo significa anche un grossissimo sforzo organizzativo e naturalmente per poter fare il tutto, lo ha detto anche Salvo La Rosa e tengo anch'io a ribadirlo, sarebbe tanto piaciuto che lo dicessi io, abbiamo il patrocinio come sponsor principale dell'assessorato alla regionale alla cooperazione, artigianato, commercio e pesca. Grazie all'assessorato regionale, all'onorevole Leanza in particolare, grazie Turi, grazie. Bene, a questo punto siamo qui, immaginate questa linea di partenza, io faccio un po' da madrina, taglio con un'ipotetica forbice questo nastro, partiamo per questa 9ª edizione, presentandovi alle mie spalle naturalmente con un grandissimo applauso l'orchestra. L'orchestra del 9º Festival della Canzone Siciliana e naturalmente al timone di questa orchestra Nino Lombardo. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, Pippo. Visto che siamo alla prima, in bocca al lupo. Grazie. Per 13 settimane. È un bocca al lupo che ci facciamo reciprocamente. Da 4 anni questa realtà praticamente era stata tenuta in cassetto, ma devo dire è stata rispolverata per dare il meglio e noi ci auguriamo che dopo così 3 anni sia. siamo pieni di grinta. Ma insomma, ce lo auguriamo. Un applauso anche per le nostre 2 vocalist, Mary e Antonella. Naturalmente anche questa volta non sarò solo a presentare questa fatica immane di questa 9ª edizione del Festival della Canzone Siciliana, perché oltre a me e a Nino Lombardo c'è una splendida ragazza, una ballerina straordinaria, deliziosa amica, Tania Piattella. Tutti! Buonasera, 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 grazie. Caro, come stai? Bella Tania, bella. Che bella. emozione stare qui. Sei emozionata, molto, vero, molto, Tania? molto, molto, assolutamente. Ma sai, sono i primi attimi, perché poi una volta che si rompe il ghiaccio, tutto cola liscio come l'olio. E come allora, Tania, come andrà Nino? Benissimo! Un applauso a noi, di incoraggiamento. Bene, Tania, tu sei reduce da successi importanti, mi pare che hai debuttato in serata d'onore con Pippo Baudo, esatto. E adesso purtroppo per te ti trovi al fianco un altro Pippo. Si vede che destino Grazie, tuo, no, però, mi porta bene questa cosa, Pippo. Io ti ringrazio molto. Grazie. Allora noi vogliamo offrire immediatamente alla nostra Tania Piattella come augurio uno splendido mazzo di fiori offerto dai Pedalino. Un momento d'attenzione. Mazzo di fiori che viene portato da Luisa, Nicoletta e Monica, che sono le nostre 3 splendide vallette. E a questo punto io tengo a precisare che per quanto riguarda la Miss di Tania Piattella, delle nostre splendide vallette, nonché delle nostre vocalist, sono Miss che vengono fornite dai Pedalino. Un applauso anche per i Pedalino. I Pedalino, per quei pochissimi che non lo sapessero, si trovano a Mister Bianco e anche a Capo d'Orlando. Allora,
Fatta questa doverosa premessa, vogliamo iniziare alla grande come non l'abbiamo mai fatto, riempiendo questo palcoscenico con tutti i cantanti che si daranno battaglia questa sera e anche con l'ospite che ci allieterà. Signori, allora ho il piacere, accompagnati da grandissimi applausi, di presentarvi i piccoli Marco Toldonato e Valentina Naselli, il duo Diamante, Salvo Briguglio, Franco Mertoli, Maurilio Lala, Saretto Calì, Umberto e Giovannella, Paso, i Domino e l'ospite nostro di questa sera, non so come chiamarlo, lo stilista, il fantasista, Alfredo Nocera. Ecco qui Alfredo, prego. Benissimo, siamo tutti qua pronti per offrirvi, ci auguriamo, una lunga kermesse di musica e di altre cose naturalmente, ma prima è doveroso salutare e ringraziare i nostri sponsor, che adesso io vi sto subito ad elencare. L'altro complesso vocale, strumentale che si deve presentare, certo. Qualche istante per organizzarsi con gli strumenti. Noi approfittiamo. Ecco, il gruppo dei Domino, che ci presentano una canzone il cui autore si chiama Carbone. Il titolo della canzone è Come il ghiaccio. Ecco, io vorrei dire una cosa, che la produzione artistica è di Tony Carbone, che è l'ex bassista dei De Novo. Applauso per i De Novo. Allora, ecco qui i Domino. Per i Domino, mi sono sbagliata. Non ho fatto un casino. Per i De Novo, anche perché è un prodotto siciliano, certo. che ci fa onore, quindi per i De Novo, e naturalmente triplo per i Domino. Signori, i Domino. Guardi indietro e poi non dormi, raccogli le tue cose e te ne vai, restando qui. Ti basta poco per avere tutto quello che vuoi, ma stai attento a non ti fidare della fantasia. Voglia di barare davanti a uno specchio, recitare un po' non fa male mai. Cerchi di capire, non ti va bene niente, meglio così. Cerchi di capire, non ti va bene niente, meglio così. Disegni strani che si intrecciano mentre hai paura di restare solo, hai bisogno di me. Nascondi dietro i ricordi di un'eterna bugia, mascherando solo quello che non ti va. Disteso ti tormenti con i tuoi stessi discorsi, trascini dietro tutti i pensieri, le assurdità. Cerchi di capire, non ti va bene niente, meglio così. Ma non sai cos'è la realtà, che puoi dire qualcosa, parlarsi di più. Tu non sai cos'è la realtà, che poi è come il ghiaccio che si scioglie da sé, da sé. Cerchi di capire, non ti va bene niente, meglio così. Ma non sai cos'è la realtà, che poi
sciogliere da sé. È come il ghiaccio, è come il ghiaccio, è come il ghiaccio che si scioglie da sé. Un applauso per il Domino. E allora, signori della giuria, potete incominciare ad esprimere le vostre preferenze per quanto riguarda Paso, che vi ha presentato gli Alampi Ferro Neri a modo tuo, e i Domino, che avete testé ascoltato, con Come il ghiaccio di Carbone. E allora, a questo punto, signore della giuria, ripeto, potete votare, mentre noi adesso, Tania, ci godiamo un brevissimo stacchetto pubblicitario. Siamo arrivati alla votazione della giuria per quanto riguarda le nuove leve. Tania, a te la giuria in sala. Io vado subito dal nostro portavoce che ci dirà tutto. Allora, un attimino di silenzio così sentiamo l'esito della votazione. A modo tuo, voti 4. Come il ghiaccio, voti 3. Pippo, hai sentito? No, non ho A sentito. modo tuo, punteggio 4, Sì. come il ghiaccio 3. 3, 4 e 3. A modo tuo era cantata da Paso, scusatemi. Allora a questo punto, ecco, forse ho sbagliato, dovevo collegarmi prima con la giuria telefonica. E allora, pronto? Sì, pronto? Pronto. E allora? Ma perché a noi non lo chiede pure Sì, la sì, sua certo. collega Piattella il Certo. voto? Ecco, a questo punto... No, vabbè. Ecco, a questo punto... Ecco, stava dicendo, scusi? No, preferivamo che ce lo chiedesse la Piattella il voto. Comunque Sì, fa lo no. stesso, va bene. Va bene, sarà per la prossima volta. No, Grazie. sono in minoranza, Va bene. Sono in minoranza, va bene. No, scherzi a parte, comunque per il trio Pattavina, Piattella, La Rosa, più Nino Lombardo, Grazie. l'orchestra e la regia, il voto è ottimo. Grazie, buon gustaio. E Grazie allora, a lei. a questo punto, signori, possiamo svelare il mistero? Possiamo dire, perché siamo arrivati alla conclusione per quanto riguarda le votazioni, i nostri amici, di cui è portavoce il signor? Signor? Pronto? Pronto? Oddio, se n'è andato. No, era in collegamento. E allora, mi sente? Mi sente? E allora, parliamo un pochettino con Paso mentre rientra in comunicazione. Se invita, per favore, chiamatemi. Allora, Paso, da che cosa nasce questo nome Me d'arte? l'aspettavo questa Oh. domanda. Me l'aspettavo. E allora? No, svelo subito, cioè, per me non è un mistero perché lo so già. Sì. Abbiamo preso semplicemente le 2 iniziali del nome, le 2 iniziali del cognome, Paolo Sottilotta, e abbiamo costruito così il nome Paso. Ho capito, però il nome è rimasto a te praticamente. E la canzone tu sei l'autore, mi pare. No, l'autore no, gli autori sono in 3 Alampi Ferro Neri, non Ferro. Ah, Ferro, ho capito, Ferro. Allora, siamo in comunicazione telefonica? Pronto? Pronto? Eccoci qua. E allora, a questo punto stavo dicendo, possiamo svelare da dove telefonate. Pronto? Pronto? Pronto, mi sente? Sì, io la sento. Ecco, stavo dicendo, e voi siete un gruppo di amici, appartenete a un club, a un'associazione, cosa siete? No, noi diciamo siamo la dirigenza di questo locale, siamo un gruppo di amici che ci siamo raccolti qui a Ho festeggiare assieme a voi questa manifestazione. Perfetto, la qualcosa mi fa felice. Allora, sentiamo come avete votato. Allora, a modo tuo il cantante Paso, Sì? 4 voti, 4 voti. I Domino? e il Domino 3 voti. 3 voti. Allora, quelli di prima quant'erano? Uguali, siamo ex equo? Quanto eravamo? Per favore ditemi, perché io non ho scritto. Per favore, e qua non compare sul monitor. Guido, mi dai sul monitor il totale? Però voi che siete parte interessata non l'avete ascoltato, eh? E allora, quanto avete guadagnato voi fra voti in sala e voti della giuria? Dovrebbero essere? 6 voti, 6 voti per i Domino, dite voi. E invece Paso? 8. 8 dice Paso, esatto. E allora, i Domino sono sportivi, hanno detto giustissimo, passa il turno Paso, a cui tributiamo un calorosissimo applauso. Mi dispiace per voi, speriamo di incontrarci ancora. Applausi, applausi, applausi per i Domino.
E ancora un grandissimo applauso per Paso. E allora, no, un momento, ma forse sto facendo una fesseria io, scusatemi, ma io ancora dovevo mettermi in contatto telefonico con l'altra giuria, no? Sì, vero? Sì, venite qua, tornate, non è giusto? Certo, no, una giuria in sala e 2 giurie telefoniche. E ancora una io sono stato in contatto con una giuria telefonica. No, con una. Una? Venite. Io mi sono messo in contatto con una giuria telefonica. Venite ancora qua, venite. Comunque ancora stiamo 8-6. Le giurie telefoniche esterne sono 2. E allora, pronto l'altra giuria? Pronto? E allora per intanto, per quanto riguarda quei voti che la giuria in sala e la giuria di Trecastagni aveva assegnato, mi pare che siamo giusti, perché erano 8-6. Adesso sentiamo, 8 era Paso e 6 voti invece per i Domino. Sentiamo l'altra giuria se è in linea. Va bene, grazie. Ci siete? Ci siete, signore della giuria? Ci siete? Vabbè, quando ci siete fatemelo sapere. Allora, i Domino, perché vi chiamate Domino? Ma è un nome che è nato così per caso, non ha un significato ben preciso. Ma come mai i Domino e non un altro? Ma i Domino anche perché i Domino è un gioco. Sì. E noi, bene o male, la nostra musica per noi è un gioco, la musica che facciamo. È un Ci gioco. divertiamo pure a suonare. Questo. Perfetto. E noi abbiamo apprezzato il vostro gioco. E io in questo momento mi auguro che i signori della giuria ci sono? Ci siamo. Ecco, ci siete? Sì, ci siamo. Grazie al cielo. È caduta la linea. E allora, da dove stiamo parlando? Noi chiamiamo da Mister Bianco. Da Mister Bianco. È Allora, la Misericordia di Mister Bianco, un'associazione di volontari di primo soccorso e protezione civile. perfetto. E allora io avevo combinato una grossa gaffe, praticamente avevo liquidato i miei amici senza aspettare l'esito della vostra votazione che può capovolgere o confermare quella di prima. E allora? Non la capovolge. Allora sentiamo per i Domino. Per i Domino 3 voti. Quindi andiamo a 9, Paso 4 voti. e andiamo a 12. E allora si conferma la votazione, io vi ringrazio. Dunque, Niente, grazie Paso, a voi. grazie a risentirci. Paso ha totalizzato 12 voti, i Domino 9 voti. Ancora un applauso per i miei amici che congediamo con tanta simpatia. Ciao, arrivederci. Siamo arrivati finalmente al gran finale e per questo gran finale, come ogni gran finale che si rispetti, io vorrei sul palcoscenico tutti i protagonisti di questa prima serata del 9° Festival della canzone siciliana. E allora, Marco Toldonato, Valentina Naselli, il duo Diamante, Salvo Briguglio, Franco Mertoli, Maurilio Lala, Saretto Calì, Umberto e Giovannella, Angelo Tosto, Riccardo Maria Tarci, Piero Montandon, Paso, i Domino, Nino Lombardo, lo straordinario Alfredo Nocera e le sue mannequin, le nostre vallette. Ciao Alfredo, Tania Piattella, qua vicino a me. E allora? Sì. Scusatemi un attimo. Una precisazione, sì. Vorrei ringraziare personalmente i parrucchieri Cottone e Di Stefano del gruppo PIC e la ditta I Pedalino per la splendida collaborazione al mio look. E poi vorrei salutare voi, pubblico di Bronte, siete stati stupendi, grazie mille. Straordinari. Io vi ricordo ancora una volta che sono già in commercio le cassette
le cassette con le canzoni del nono Festival della canzone siciliana. Eccole qua le nostre vallette che fanno corona. Per quanto mi riguarda, signori, dichiaro conclusa questa prima serata qui dallo splendido Castello di Nelson di Bronte da parte di Tania Piattella, Nino Lombardo, Pippo Pattavina. Volevi dire qualcosa Pippo, ancora? ma com'è andata? Benissimo, mi auguro. Signori, vi ricordo che la replica di questa serata sarà sabato alle 15:30 su Teletna e martedì alle 22:30 su Antenna Sicilia. Arrivederci alla prossima settimana a Lingua Glossa. Ciao a tutti, buon festival, ciao! Buonanotte! Insieme poi è già deciso, me ne andrò. I nostri incontri ormai finiscono ed io mi devo allontanare anche da te.